Renzo Pellizzon della FRAI CGIL del Veneto. Allora, restando ovviamente nel merito, perché nel ringraziare il gruppo consigliare, noi abbiamo avuto modo la scorsa settimana di incontrarci, di discutere questa questione a livello di organizzazioni sindacali che da anni lavorano su questo settore. Dico questo perché questa iniziativa è di estremo interesse, perché noi siamo di fronte oggi al fatto che in Regione ci sono presenti, depositati almeno due progetti di legge che riguardano queste questioni. Uno è questa sui parchi, sulle riserve naturali, l'altro è quello sulla agricoltura. Sulla agricoltura poi tra l'altro a discussione congiunte commissione prima e quarta, la prossima o l'altra, alla fine della discussione del bilancio si avvierà una discussione approfondita su questa tematica. Noi di queste proposte abbiamo una certa preoccupazione e l'abbiamo evidenziata in più occasioni anche agli assessori competenti. Ricordo intanto, così come tema generale, che noi non abbiamo concordato con la Regione Veneto il fatto che sul settore agricolo nel suo complesso ci siano state 4 assessori che hanno determinato delle loro competenze. Noi oggi siamo di fronte al settore primario dove ben 4 assessorati hanno competenze su materie diverse. Noi questo l'abbiamo ritenuto un errore, l'abbiamo voluto anche dimostrare con una ricerca importante che abbiamo concluso nei mesi scorsi, che abbiamo presentato al Consiglio regionale e che riguarda sostanzialmente il lavoro sulle foreste della nostra regione, perché è pur vero che abbiamo un'area del 22% delle aree protette, ma non abbiamo un'area altrettanto importante per la gestione delle foreste in questa regione. E credo abbiamo una grande responsabilità anche sulla tutela del territorio, come tutti i cittadini di questa regione. Quindi a partire da questo io penso che dobbiamo fare un po' di chiarezza e che venga la discussione, il dibattito e l'approfondimento che un gruppo consigliare fa su questa questione. Noi abbiamo presentato documentazione alla Regione Veneto e agli assessori competenti su queste materie e abbiamo ribadito anche al gruppo consigliare del PD le nostre preoccupazioni e queste sono determinate del fatto che in questi giorni la discussione del bilancio di previsione prevede sostanzialmente una quantità economica che a nostro parere è insufficiente per le discussioni che stiamo oggi facendo, perché queste sono discussioni che si faranno nei prossimi giorni, che avranno conseguenze nei prossimi mesi, ma noi abbiamo lavoratori che da oggi sono a casa, nel senso che dovranno essere chiamati al lavoro se ci sono i finanziamenti, i soldi. Quindi noi siamo preoccupati di questa cosa oggi. Quindi per capirci, a noi può andare bene anche il progetto di legge che il PD sta presentando, perché la nostra opinione è che è utile un coordinamento, una programmazione regionale di questa sicuramente, ma poi la gestione deve essere a livello delle comunità locali, no? E questo è il primo elemento. Ma il secondo elemento è che su questa questione non ci sono i finanziamenti per la gestione, per esempio, del parco Colli, per esempio, dove là abbiamo sostanzialmente una trentina di lavoratori, di operai che stanno aspettando di essere chiamati per il lavoro. E accanto a questo abbiamo 18 milioni di euro sul settore forestale che non garantisce la copertura per l'anno 2013. Questo significa che se sta dentro ad un ragionamento che l'assessore sta facendo, che è quello di dire gli operai del parco Colli di Padova li passiamo al servizio forestale, delle due l'una, o garantiamo maggiori finanziamenti al servizio forestale o garantiamo finanziamenti al parco Colli per cominciare a lavorare, delle due l'una. Quindi è importante oggi specificare bene questa cosa, perché la chiusura della discussione sul bilancio preventivo che avverrà in questa settimana probabilmente dovrà tenere conto di queste cose, perché noi siamo stanchi di ragionare sul bilancio di assestamento e fare in modo che i lavoratori siano sempre sotto ricatto di qualche migliaio di euro che non ci sono, che la burocrazia regionale non riesce ad anticipare, non riesce a garantire, e i lavoratori stanno a casa. Dico, in maniera molto chiara, che questi sono lavoratori già precari, perché sono lavoratori a tempo determinato, che lavorano per le 165 giornate, e se a questa precarietà aggiungiamo anche l'elemento di ricatto per cui la regione non dà i soldi, non anticipa i soldi, non ci sono i soldi, o dobbiamo aspettare la discussione del bilancio assestamento che avviene normalmente sempre in ritardo, settembre-ottobre,
noi rischiamo di finire la stagione che i lavoratori non garantiscono le giornate di copertura di cui loro hanno bisogno per le questioni contributive assicurative. Quindi questa questione io penso sia la questione dirimente che deve tenerci estremamente in contatto e vuol dire nell'intreccio delle discussioni importanti che stiamo anche oggi facendo, perché di queste cose ecco, forse se ne parla troppo, e quindi noi dobbiamo interessarci molto di più al lavoro materiale, reale, come si dice, all'economia reale, si sta dicendo in questi mesi, no? Cioè il lavoro che si fa nell'agricoltura, ecco, preso insieme, tutti insieme il settore primario della nostra regione. Grazie.